Siamo col commissario straordinario del comune di Raffadali, Lucio Guarino. Tante le iniziative in cantiere che lei sta portando avanti, in particolare ce n'è qualcuna che riguarda appunto il cimitero di Raffadali. Sì, mi sono insediato ormai a metà dicembre e sin da subito mi sono state sottoposte tutta una serie di questioni, come possiamo dire, incancrenite, di difficile risoluzione. Ci siamo attivati con gli uffici, anche con la collaborazione dei consiglieri comunali. Una delle prime questioni che abbiamo affrontato e abbiamo risolto è la questione dell'ampliamento del cimitero comunale. Una gara vecchia, bloccata da anni, per le quali i cittadini avevano già versato i canoni concessori per l'acquisizione delle aree. Stiamo parlando di una questione che coinvolge circa 190 famiglie del comune di Raffadali. Ebbene, a fine gennaio è stato stipulato il contratto con la ditta, un appalto di circa 1.200.000 euro. Inizieranno i lavori entro il 31 marzo di quest'anno. Ultimeremo i lavori entro la fine dell'anno. Mi sono state date rassicurazioni dal nostro ufficio tecnico. Ebbene, realizzeremo 840 loculi cimiteriali che poi daremo in concessione alla cittadinanza con un bando aperto, ma dall'altro lato, a parte la sistemazione dell'area cimiteriale, siamo nelle condizioni di concedere quelle aree comunali all'interno del cimitero, circa 190 aree, per le quali i cittadini hanno pagato già dalla fine degli anni 2009-2010 circa 6.000 euro. Ebbene, voglio comunicare alla cittadinanza che la municipalità, come possiamo dire, sta ponendo rimedio ad una sua inerzia, ad una sua criticità. Ben presto quindi potranno fruire delle aree per le quali hanno pagato. Ecco, altre iniziative in cantiere che sono in fase di sblocco o che quantomeno lei porterà avanti? Certo, ci sono tutta un'altra serie di questioni. Gli uffici stanno lavorando alacremente, da me sollecitati, la realizzazione di tutta una serie di bandi finanziati all'amministrazione, dal piano sviluppo regionale, finanziamenti ricevuti, stiamo correndo per evitare di perderli. Inizieranno a breve tutta una serie di lavori. A breve emanerò due direttive, una per quanto riguarda l'area o comunque i locali dell'ex caserma, per fare un progetto di manutenzione straordinaria in economia per poter riutilizzare un bene di proprietà comunale, cercando di ridurre, ecco, i costi degli affitti che attualmente paghiamo su altri immobili. Un'altra direttiva riguarda soprattutto anche l'ampliamento dell'impianto di illuminazione comunale, riuscire a coprire delle aree che attualmente, come posso dire, non sono coperte in modo idoneo per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Queste sono alcune delle prime iniziative che cercheremo di portare avanti e di concludere brevemente.